Ciao a tutti, oggi preparo il flan di latte, un budino sardo molto semplice negli ingredienti ma di una bontà unica. Gli ingredienti che mi occorrono sono 800 ml di latte, la scorza di un limone che ho tagliato intera perché poi andrà tolta, 8 uova intere, 160 g di zucchero per il flan di latte e altri 160 g mi serviranno per un caramello. In una pentola verso la scorza del limone e il latte, porto sul fuoco e faccio scaldare il latte. Non deve arrivare a bollire, si deve solo scaldare affinché la temperatura faccia fuoriuscire l'essenza, il profumo del limone. Intanto che il latte si scalda, io inizio a lavorare le uova. Man mano che lavoro verso un po' di zucchero. Il latte è bello caldo e vado a versarlo nelle uova con lo zucchero. Lo colo perché c'è la scorza di limone che può rilasciare qualche piccolo residuo. Mescolo bene. In uno stampo vado a versare gli altri 160 g di zucchero per andare a preparare il caramello. Lo stampo l'ho bagnato con l'acqua. Adesso andiamo sul fuoco. Ho appena messo sul fuoco lo stampo con lo zucchero e vado a preparare il caramello. Non serve andare a girare con il mestolo perché si vanno a formare dei grumi fastidiosi che poi è difficile andare a sciogliere. Mi raccomando, fiamma bassa, il caramello non deve bruciare perché sennò poi dopo si sentirebbe l'amaro sul nostro flan di latte. Facciamo sciogliere piano piano e tutt'al più, aiutandoci con delle presine, andiamo a girare un po' lo stampo. Per questo passaggio bisogna avere molta pazienza, non abbiamo fretta, mi raccomando, perché il caramello si deve formare, lo zucchero si deve sciogliere lentamente e non deve bruciare. Il caramello comincia a sciogliersi pian pianino, vedete nei bordi. Lasciamolo andare piano piano fino a quando si sarà completamente sciolto. Eccolo, il caramello si è formato, lo zucchero si è completamente sciolto, bello liscio. E siamo pronti. Spengo il fornello. Vado a mescolare velocemente in modo che il caramello rimanga sulla parete dello stampo. Eccolo qua. Ora verso il composto di latte, uova e zucchero. La teglia che ho messo sotto è necessaria per una cottura a bagnomaria. Vado a versare dell'acqua. Arriviamo a circa metà dell'altezza dello stampo. Porto il flan di latte a cuocere a forno preriscaldato 190 gradi ventilato per un'ora circa. Se usate la modalità statico
A 200 gradi va benissimo, sempre per un'oretta. Dopo circa 50-55 minuti ho sfornato il mio flan di latte dal forno. Ho tolto lo stampo dalla teglia con l'acqua, adesso lo lascio raffreddare a temperatura ambiente, dopodiché lo metterò in frigo e dovrà essere bello freddo prima di andare a capovolgerlo su un piatto da portata. Il flan di latte dopo qualche ora in frigo è freddo e si è addensato e solidificato. Ho già preso un piatto da portata dove vado ad appoggiarlo sullo stampo e con un movimento deciso, perché ci sarà un po' di caramello che sarà diventato liquido, quindi con un movimento bello deciso vado a girare lo stampo con il flan di latte e con qualche colpetto andiamo a tirarlo fuori. Il flan di latte, il budino sardo è pronto, semplicissimo e una merenda veramente sana. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando iscrivetevi, condividete il più possibile con i vostri amici e mi raccomando attivate anche la campanellina in modo che quando io condivido e pubblico un video nuovo vi arriva la notifica. E non mi resta altro che assaggiare questa meravigliosa delizia. Sofficissimo,